Aumentano di giorno in giorno i comuni che intendono riscuotere la Tasi entro il 16 giugno. Nel Veneto finora sono 106 che hanno deliberato le aliquote e dunque renderanno operativi gli uffici per la metà del mese prossimo. Nel veneziano sono 13, si tratta di Annone, Campolongo, Caorle, Cavallino Treporti, Cinto, Cona, Dolo, Eraclea, Portogruaro, Quarto, San Donà, Spinea e Santa Maria di Sala, ai quali si aggiungerà Venezia che però ha fatto slittare la data di riscossione al 21 luglio. Si tratta di poco meno di un terzo dei comuni veneziani, anche se il numero esatto si saprà entro domani, termine ultimo per l'approvazione delle delibere. Decisamente variegate le scelte dei comuni per la riscossione del nuovo balzello. C'è chi ha applicato l'aliquota massima e chi ha deciso di azzerare le aliquote per la prima casa, come Annone, Caorle e Cona. In tutti i comuni emerge la volontà di non infierire su chi dovrà pagare l'IMU, ossia chi possiede case di pregio e di lusso, seconde case e attività commerciali. Quarto d'Altino ha optato per la stangata, fissando l'aliquota del 2,5 per mille anche per gli immobili della categoria catastale D, quindi capannoni, fabbriche, alberghi, palestre e grandi negozi.